Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati, vi presento subito i nostri ospiti, naturalmente SPI CGIL del Veneto, ben ritrovate, era un po' di tempo che non ci vedevamo, facevamo un po' il punto della situazione prima, gli anni volano letteralmente, e allora Ivana Fogos del Dipartimento Welfare SPI CGIL del Veneto, Buongiorno, grazie buongiorno di a voi essere qui con tutti. noi, ben arrivato, ben collegato qui con noi Gino Ferraresso, sempre del Dipartimento Regionale SPI CGIL Welfare Veneto. Grazie Ferraresso. Buongiorno a tutte e tutti. Ben ritrovato anche a lei. Allora, il tema, lo preannuncio, non è dei più semplici, ce ne rendiamo conto, ne abbiamo parlato con il sindacato SPI CGIL più volte, però è bene comunque affrontare queste questioni. Parliamo del PNRR, di cui tanti ancora non hanno compreso la portata, ogni tanto viene fuori quando c'è bisogno di fondi, quando ci sono progetti che si appoggiano a questi stanziamenti, quando bisogna trovare... però poi molti concretamente non hanno capito come va a dipanarsi e soprattutto che valenza assume. E allora per fare chiarezza su questo vedremo di essere supportati da alcune slide semplificative nei limiti del possibile, poi naturalmente questi temi li riprenderemo, però vediamo un po' di capire qualcosa in più, è bene farlo, bisogna insomma metterci un po' il naso dentro. Allora io direi di incominciare, mi permette Ivana Fogo, con Gino Ferraresso, per spiegare che cos'è coniugato nella problematica dell'assistenza sanitaria territoriale, di questo nuovo modello organizzativo che dovrà attuarsi, il PNRR, cioè quindi questi stanziamenti, dove verranno, come verranno, cosa dovrebbe esserci di nuovo e di meglio, oppure per voi di critico e quindi poi da valutare. Ma prima di tutto vorrei intanto partire da una cosa essenziale, è che se l'Italia non facesse parte dell'Europa avremmo molti grandi problemi a seguito di quello che è stata la pandemia. Stando all'interno dell'Europa, con l'Europa si è deciso di finanziare dei provvedimenti a livello nazionale all'interno di tutti gli Stati europei, finanziando dei provvedimenti che in Italia si sono riassunti in quello che è stato chiamato PNRR. Cosa significa PNRR? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In sostanza l'Europa ha finanziato attraverso però dei progetti che vedremo con molti miliardi di euro questi progetti, e una buona parte di questi miliardi sono arrivati al nostro paese. Allora, quindi questi soldi servono per rilanciare le economie dei singoli stati europei. Il PNRR prevede dei precisi obiettivi cadenzati temporaneamente. Ciò significa che per ogni progetto, per ogni riforma che vedremo, sono previsti dei tempi molto stringenti, e solo se si raggiungono questi progetti, queste riforme vengono erogati i soldi. Non è che l'Europa ci darà i soldi così. Il PNRR italiano prevede 151 investimenti, quindi ci sono 151 progetti di investimento, prevede 63 riforme, di cui una ne parleremo oggi, appunto quella dei servizi territoriali sociosanitari, e come ho detto prima, all'Italia per realizzare questi 151 investimenti, queste 63 riforme, arriveranno 191 miliardi di euro, quasi 192 miliardi a dire la verità. È bene precisare però che questi soldi non sono soldi, come dire, cash, sono soldi che per quasi 70 miliardi sono a fondo perduto, scusate, e ben 123 miliardi quasi sono invece prestiti a tasso agevolato, ma sono prestiti, quindi sono soldi che poi comunque noi dovremmo restituire.
Il PNRR italiano è stato suddiviso in 6 missioni, cioè 6 grandi tematiche sulle quali appunto sono arrivati questi 191 miliardi. Le 6 tematiche sono la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività, la cultura e il turismo. Per questa missione, che è la missione 1, sono previsti 21 miliardi di euro. Poi c'è la missione 2, che è la missione sulla quale sono previsti più finanziamenti, 31 miliardi di euro, che riguarda la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Velocemente la missione 3, infrastrutture per una mobilità sostenibile, 13 miliardi, per l'istruzione e la ricerca 16 miliardi, per l'inclusione e la coesione sociale la missione 5, 10 miliardi, e infine la missione 6, di cui parleremo oggi, la salute, sono previsti 15,63 miliardi di euro. 15,63 miliardi di euro per la salute, per fare cosa? Allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e lo sviluppo delle competenze. Allora, come abbiamo visto prima, però, non solo sono previsti dei finanziamenti per realizzare alcune cose che vedremo adesso, ma sono previste delle riforme. Una di queste parleremo oggi, quindi una delle 63 riforme previste dal PNRR, che ha dei tempi stringenti, nel senso che questa riforma doveva essere approvata entro il 30 giugno di quest'anno, è appunto questa riforma dei servizi territoriali. Una riforma che dovrebbe garantire a livello nazionale dei servizi e delle prestazioni uniformi uniformi a livello territoriale. Quindi parliamo non tanto di ospedali, ma parliamo di territorio. Per adesso io mi fermerei qui. Va bene, dopo entriamo anche, dopo un po' tirando le conclusioni, riprendiamo la parola. Allora, entriamo a gamba tesa, assistenza sanitaria territoriale, questo nuovo modello organizzativo. Vediamo un po' anche qua la prima slide di supporto, e questo, eccola qui, è il tema che affrontiamo, il DM 71, la slide successiva. Prego Ivana Fogo. Sì, allora, il decreto ministeriale 71, allora noi descriveremo velocemente che cosa prevede, cercheremo di farlo anche semplicemente. Insisto, che cosa prevede, non che cosa c'è o che cosa ci sarà. Quindi adesso parliamo di quello che prevede questo decreto ministeriale, e poi vedremo magari in futuro che cosa c'è in Veneto, che cosa fa la Regione del Veneto. Quindi parliamo proprio dei servizi che sono previsti e come sono interconnessi fra di loro dentro questo nuovo modello. Cioè praticamente, semplicizzando ancora di più, perché vedo qua le voci, vediamo la slide un attimo, facile accesso ai servizi sociosanitari, cioè vuol dire che quando noi dobbiamo accedere alle case di riposo, faccio l'esempio, allora, adesso tutto è complicato, perché un dato di fatto, basta parlare con le persone che hanno una persona anziana, o chi peggio da solo, anziano, ha delle difficoltà, si strappa i pochi capelli rimasti e veramente non sa dove sbattere la testa. Questo dovrebbe semplicizzare? Allora, questo dovrebbe aiutare, anche se qui non parliamo di il decreto ministeriale 71 non parla di case di riposo, attenzione, adesso vedremo nelle prossime slide, però insomma diciamo che aiuterà. Ecco, a dirla molto semplicemente, dovrà aiutare i cittadini, la comunità a trovare le risposte, e soprattutto il distretto diventa il luogo principe, cardine. Ecco. Esatto, allora, dicevamo, facile accesso ai servizi sociosanitari, quindi stiamo parlando del territorio, è importante fare questa differenza. È importante il fatto che stiamo parlando di standard territoriali, mentre il decreto ministeriale 70 parlava di quelli ospedalieri, quindi insomma il territorio assume una grande importanza e una grande dignità.
e ridisegna la medicina di prossimità, cioè quella che dobbiamo avere noi cittadini vicini a casa, quindi non l'ospedale, non la casa di riposo è un'altra struttura. Quindi ospedale è una cosa, casa di riposo è una cosa, poi si parla di medicina del territorio. Qui stiamo parlando di medicine... Che è quella importantissima, quella di prossimità. Diciamo che questo nuovo modello è una grande opportunità. Così come è scritto, poi vedremo come sarà applicato, ma così come è scritto lo dobbiamo analizzare bene, imparare bene e quindi dicevamo facile accesso ai servizi sociosanitari, una risposta continua e coordinata in base ai bisogni che dicevamo prima, no? In base a quello che un cittadino ha bisogno, deve trovare una risposta facile e soprattutto l'altra cosa fondamentale è avere una risposta integrata. Noi oggi siamo abituati che andiamo dal medico di medicina generale, dal medico di base, importantissimo, una porta importante verso il Servizio Sanitario Nazionale, ma noi abbiamo bisogno di tante risposte. Troveremo una risposta anche multidisciplinare. Ecco, una cosa, chiedevo questo, uniformità. Il distretto uno ogni 100.000 abitanti. Esatto, circa. allora qua ecco, guardate questa slide, questa fa un riassunto di tutte le strutture che sono previste, che dovranno essere attivate, come sono attivate, che standard devono, cioè che modello devono avere in base agli abitanti e che quanto personale in base alla struttura di cui stiamo parlando. Non vi racconteremo tutto, però è importante vedere questa slide. Qui tutto questo, tutte queste attività, chiamiamole, queste prestazioni, questi servizi, li troviamo dentro al distretto. I distretti ce li abbiamo già. Non è che non ce li abbiamo, ma oggi qui assumono, come dire, un'importanza principe. Sempre in questa slide c'è il decreto ministeriale prevede per esempio, intanto diciamo un distretto ogni 100.000 abitanti, poi se volete vi faccio anche qualche esempio così ci capiamo. Ma la cosa interessante è questa, quel numero prevede un numero unico europeo per le cure non urgenti, cioè io sono abituata a chiamare il 118 se ho un problema grave, urgente, un'emergenza. Qui lo posso chiamare se ho un dubbio, una necessità, anche forse un'informazione rispetto alle cose che dicevamo prima. Quindi familiare. l'11 61 17 116 117 per cure non urgenti, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi questa è una grande novità. Certo. Poi vedremo che il decreto ministeriale ne prevede uno ogni 1 milione, 2 milioni di abitanti. Facciamo l'esempio, siccome il Veneto ha 4 milioni e 800 mila abitanti, giusto? Sì. Il Veneto, no? Quindi in teoria, secondo quello che è scritto in questo decreto, dovremmo averne 4 o 2 o 4 punti centrali alle quali potersi rivolgere. Ecco. Io continuo a dire quello che dovrebbe esserci. Il distretto 1 ogni 100.000 abitanti. Questo perché? Appunto per quello che dicevo prima, perché il cittadino dovrà trovare la risposta vicino a casa sua, ma davvero però, non per finta, ok? Quindi dentro questo distretto, qua rivediamo il grafico, dopo andiamo in pubblicità. Dopo andiamo a vedere il servizio per servizio. Sì, comunque avremo l'ospedale di comunità, la casa di comunità. Sì, allora partiamo. Sì. Esatto. Quello che vedete lì, che non vuol dire, attenzione, dentro al distretto, no, ma nello stesso ambito geografico, ok? Non è che fisicamente, però prevede che ogni 100.000 abitanti, diciamola così, ogni 100.000 abitanti devono esserci questi servizi qua. Quindi anche l'infermiere di famiglia e di comunità. Esatto. Allora, partiamo prima di tutto dalla casa di comunità, scusate, parto da qua, perché è davvero, questa è la struttura più rivoluzionaria, nel senso che partendo, diciamo, tanto per farvi capire, dalle esperienze dei medici di medicina generale di gruppo, no? Le medicine di gruppo, sapete che anche qui a Padova, nel Veneto, ma anche qua nella nostra ULSS di Padova, ci sono dei medici di base che si sono messi insieme e che tengono aperti gli ambulatori, no? Per i loro assistiti anche 12 ore al giorno, 6 giorni a settimana. Bene, si parte, diciamo che l'esperienza è quella, in realtà la casa di comunità diventa molto di più, perché la casa di comunità
anche questa è prevista una ogni 50.000, 40.000, 50.000 abitanti. Dentro intanto dovrà essere una struttura aperta H24, quindi noi siamo abituati che è l'ospedale che è aperto H24, no? Invece no, avremo nel territorio, dentro al distretto, avremo queste strutture aperte H24 7 giorni su 7. Le case di comunità dovranno essere un certo numero, come dicevamo uno ogni 40-50.000 abitanti, e dentro avranno medici di medicina generale. Sono di due tipi, quelle più grosse H24, quelle SPOC, quelle meno grosse, chiamiamole, si chiamano, scusate, hub, quelle H24, SPOC, quelle H12, e terranno dentro anche gli ambulatori dei medici di base. Quelle saranno aperte H12 6 giorni su 7. Quindi troveremo una risposta continua, ma vicino a casa nostra, no, all'ospedale, vicino. Allora interrompiamo qua, una risposta continua vicino a casa, si parla anche di infermiere di famiglia e di comunità che dovrebbe dare assistenza domiciliare a casa. Parliamone tra poco in modo più approfondito, subito dopo la pubblicità. Perfetto. Allora, quindi abbiamo visto queste strutture che comunque andranno veramente a riformare grandemente. Il distretto, uno ogni 100.000 abitanti, andiamo davanti con le slide, centrale operativa territoriale. Che cosa si tratta? Allora, Vediamo la centrale operativa territoriale è un'altra struttura, è un servizio e funziona 7 giorni su 7, funzionerà 7 giorni su 7, anche oggi c'è già. Ma insomma qui assume un ruolo davvero fondamentale e avrà il compito di mettere in relazione, anche oggi lo fa, ma insomma ancora di più, tutti questi servizi che abbiamo visto dentro a questa slide. Ok? Quindi li farà dialogare fra di loro. La dimissione, la casa della comunità, con l'ospedale di comunità, con l'infermiere di famiglia. Ecco, la COT, la centrale operativa territoriale, ha questa funzione. Anche questa, una ogni 100.000 abitanti, quindi vedete che sta dentro al distretto. Ok? Avrà del suo personale dedicato. Anche qua lo sottolineo, tutte queste strutture avranno degli standard, va detto, poi vediamo alla fine, tiriamo le somme alla fine. Gli standard uniformi, ma certo. Ecco, tutte queste strutture hanno degli standard di personale importanti dedicato, perché tutte queste strutture camminano sulle gambe degli uomini, cioè non è sufficiente, perché magari dal punto di vista strutturale ci sono già, anche ce l'abbiamo già, la COT, la centrale operativa, che sarebbe quel servizio che ti aiuta nella dimissione protetta, quel servizio, no, che dovrebbe aiutarti, no, quando viene sì, le cose che dicevamo prima, quando una famiglia si trova di fronte a una dimissione dall'ospedale di una persona che non è ancora guarita, è stata semplicemente curata, e la COT dovrebbe aiutare in questo. Dovrebbe aiutare, dovrebbe. La paura è quella, perché normalmente, Dovrebbe. per esperienza anche personale di tante altre persone, boom, ti comunicano domani viene dimesso, tu corri là a prenderlo, cosa ne faccio? Cosa faccio? Non fanno Come niente faccio? E non c'è niente, COT non funziona, quindi la tragedia è questa. Le COT oggi funzionano, le COT oggi non è che non funzionano, funzionano perché insomma, funzionano come possono, ovviamente. Qui ne prevederne una ogni 100.000 abitanti dentro al distretto, no? Quindi questo grande contenitore. Certo, è importantissimo. Ecco, importantissimo, che garantisce tutto questo passaggio di informazione a supporto sempre del cittadino, dei bisogni del cittadino. Speriamo che con questa nuova organizzazione i contatti con l'URP siano più efficaci e immediati per tutti. Esatto. Quindi questa è la COT. Infermiere di famiglia e comunità. Di famiglia. Anche qua, guardate, questa è una novità, è una figura che è nata con il Covid, perché il Covid, questa pandemia, questa situazione che si è creata, che ci ha naturalmente, è stata una situazione drammatica, però qualche insegnamento, ce l'ha dato. L'infermiere di famiglia è stata una delle figure che sono nate, no? Che sono nate durante quel periodo. Vengono riconfermati ed è importante vedere uno ogni
3.000 abitanti. Voi capite che questo significa inserire un numero di infermieri in più di quelli che abbiamo, importante. Facciamo sempre i conti con gli abitanti che abbiamo, il Veneto ha 4.800.000 abitanti, l'USL di Padova, tanto perché così siamo qui, insomma, è quella anche che con 930.000 abitanti, fate un po' i paragoni, cioè, le proporzioni e capite di quante persone stiamo parlando. Ma l'infermiere è fondamentale, sta dentro alla casa di comunità in relazione con tutti gli altri professionisti, perché quello che intendevo dire prima è anche questo: nella casa della comunità noi non troveremo più solo il medico di medicina generale, troveremo il pediatra di libera scelta, l'infermiere di famiglia, troveremo anche qualche specialista, troveremo oltre a tutta una serie di anche servizi diagnostici, no? Per cui non dovrò più andare in ospedale, ma lì troverò la risposta, l'ecografo, l'elettrocardiografo, no? E tutta una serie di interventi per quella medicina di prossimità che ci risolvono anche la vita. Punto prelievi, il punto di accesso, no? Il primo punto di accesso, cioè io su questa cosa insisto, è scritto nella carta, ma è importante, sono importanti queste. Quindi infermiere di famiglia e di comunità, che è diverso dall'assistenza domiciliare, che c'è anche adesso, ma che continuerà naturalmente ad esistere e anche ad essere implementata. Unità continuità assistenziale. Allora, questo vediamo la slide anche qui, sì, che richiama lo schema iniziale, quindi dove c'è la... Eccolo qua. Anche qua uno ogni 100.000 abitanti. Chi sono questi? Anche questo è nato sono quelli che si chiamavano durante la pandemia gli USCA, cioè quei medici di base, quei medici che nella seconda parte, diciamo, soprattutto nella seconda ondata del Covid, della pandemia, hanno cominciato a recarsi a domicilio, ok? Si recavano a domicilio per tutto quello che era necessario, addirittura per fare le vaccinazioni, naturalmente alle persone fragili, alle persone con problemi. Non si chiamerà più USCA, si chiamerà UCA, che vuol dire appunto unità continentale. Sono parole un po' strane, però insomma vuol dire che a domicilio dovrà esserci un'equipe mobile, quindi 2 persone che si muovono e che vanno a domicilio, no, a fare l'assistenza, sempre collegati al distretto, e sono composti da un medico e da un infermiere. Quindi anche qua si muovono in 2. 2 per 100.000 abitanti. 2 per 100.000. Vedo... no, il servizio prevede, no, bisogna vedere quanti UCA ci saranno. Sì. Ah, perfetto, okay? sì. Ecco. Poi la casa della comunità di cui parlavamo l'abbiamo già prima. detta, la casa della comunità, no? Abbiamo detto una ogni 40-50.000 abitanti, o quella grossa, hub, diciamo, quella più importante, aperta 24 ore, 7 giorni su 7, o quella un po' più piccola, chiamiamola, che recupera anche gli ambulatori dei medici di medicina generale attuali, incluse le medicine di gruppo attuali, questa aperta 12 ore, 6 giorni su 7. Ok? Ecco, qui dentro, anche qua, troviamo sempre molte professioni, in particolare anche nella casa di comunità, quella hub. Potremmo trovare anche qualche fisioterapista, qualche operatore sanitario della riabilitazione, quindi fisioterapisti, logopedisti, a seconda insomma dei bisogni. Quindi chiaro, quindi questa continuiamo a insistere, no, che queste figure sono strategiche, e le troviamo vicini a noi, dobbiamo trovarli vicini a noi. Ecco. Assistenza domiciliare è quella che... Ecco, l'assistenza domiciliare è quella che c'è anche adesso, servizio H24, 7 giorni su 7. Però questa qui adesso è... allora, vediamo se riesco a leggere il messaggio. No, perché è impossibile leggere, vediamo se me lo leggiamo, non riesce a mettere un po', no, vabbè, appena riescono a sistemare il messaggio lo leggo. E allora, dicevo, però adesso l'assistenza domiciliare, voi lo sapete benissimo, molti la lamentano che non c'è, che non funziona, che la chiamano, che arriva quando ormai è troppo tardi. Allora, che sono presi anche malissimo. Qua bisogna che ci intendiamo che cosa pensiamo che sia l'assistenza domiciliare, perché se io questo lo dico proprio
Molto anche, ma questo con molta franchezza. Quando noi pensiamo a un infermiere che si reca presso domicilio, non è che possiamo, e ho magari un parente, un familiare o una persona non autosufficiente, non posso pensare che, non è che quell'infermiere mi garantisce l'assistenza continua a quella persona non autosufficiente, fanno degli interventi ben precisi, ok? Certo. Ecco, quindi è diverso da un'assistenza stretta che ha bisogno non autosufficiente. Ora, un messaggio che arriva, eccolo qua, sì, 150 giorni, sì. praticamente 6 mesi per un esame diagnostico in convenzione, sì. 3 giorni in privato dove ci guadagnano tutti, medico e ospedale. Ditemi che non è così. No, sì, è così. È così, probabilmente è anche peggio. Adesso poi con Però la pandemia. Però io faccio l'esempio di chi Però questo tema qui di cui abbiamo il messaggio, riguarda le liste d'attesa. Certo, quindi questo è un altro capitolo. Che è il problema che tutti noi cittadini oggi denunciamo, ok? E noi organizzazioni sindacali abbiamo anche degli incontri con l'ULSS e chiederemo sempre conto, perché sapete che con la pandemia 70.000 prestazioni congelate, vero? Nella ULSS di Padova, io sto parlando dell'ULSS di Padova, quindi è vero, quello è un problema che rimane. C'era anche prima, peggiorato dalla pandemia e rimane. È a lato, potrebbe essere che se un domani se abbiamo gli specialisti dentro le case della comunità, potrebbe essere che alcuni, non tutti, perché è un servizio territoriale, però potrebbe essere che magari, adesso io lo dico così futuribile, questo problema magari un tantino si riesce a scalfirlo se ci sono i professionisti. Ok? Ecco. Quindi assistenza domiciliare, torniamo all'assistenza domiciliare, servizio H24. Va bene, quindi questo è chiaro. L'ADI qui, insomma, che è quello infermieristico e che viene garantita un po' a macchie di leopardo in tutto il Veneto, insomma, qualche provincia di più, qualche di meno, attraverso la pronta disponibilità degli infermieri. Anche gli infermieri del territorio fanno la reperibilità e si recano a chiamata il più delle volte su pazienti, su cittadini, perché non sono pazienti, già in carico al distretto, perché dobbiamo capire bene. Un conto è l'urgenza, no? L'emergenza, un conto è quello, un conto è l'assistenza domiciliare di una persona cronica con una patologia non autosufficiente. Se io ho un problema urgente, non posso chiamare l'assistenza domiciliare integrata. Devo andare al pronto soccorso. Chiamo la guardia medica. Chiaro. O vado al pronto soccorso. Sono due, non è un intervento d'urgenza. Mi spiego? Certo. Però facciamo l'esempio, una persona viene dimessa d'amblè dall'ospedale, come spesso succede, deve però avere la flebo oppure deve fare delle iniezioni, ha 89 anni, 88 anni, la badante anche no, perché non è in grado di farlo, e ha bisogno di questa iniezione una volta al giorno, ipotizziamo. Questo è un paziente che è stato dimesso per comodità della struttura perché non lo voleva tenere dentro, costava troppo, si sta arrangiando per conto suo, ma chi va a fargli l'iniezione? Un esempio banale, Sì, allora, partiamo. Quando viene dimessa, la COT, quella centrale operativa territoriale che dicevamo, passa l'informazione. Io dico cosa è scritto qua, vero? Certo, sì. Passa l'informazione al distretto. Ok? Sì. Deve esserci un'informazione immediata al distretto, per cui non può succedere come adesso, perché anche adesso poi l'informazione passa, solo che passa 4-5 giorni dopo, invece infatti deve passare immediatamente, in modo che quando la persona arriva a casa è già previsto. Il distretto già lo sa e ha già attivato l'assistenza domiciliare che va a casa e fa l'iniezione o mette la flebo o controlla il ha fatto un esempio X banale. No, ma è questo quello che succede, perché quella persona non sarà assistita H20, mettiamo che sia un non autosufficiente. Non possiamo immaginare che sia assistita H24 da un infermiere del distretto. Va bene che ci sia la badante, un familiare, ma quella badante e quel familiare deve avere tutto già disposto, deciso, stabilito, controllato da un infermiere che arriva, li istruisce, vede com'è la situazione, vede se quella persona, la badante, il familiare, noi lo chiamiamo il caregiver, no? Quello è in grado anche di fare, perché tante volte, sapete, la persona che ha bisogno, non autosufficiente, poverino, magari non sa neanche,
ma sono bene le persone che se ne occupano che si trovano in grande difficoltà. Io vedo che i grandi problemi grossi li hanno le persone, sono i familiari, sono le badanti, le quali devono essere messe nelle condizioni. Quindi l'informazione deve arrivare prima, oppure insieme alla persona che torna a casa, con tutti i presidi che alla persona servono. Chiaro. Interrompiamoci un attimo, abbiamo la pubblicità che incombe e poi parliamo dell'ospedale di comunità. Pubblicità. Allora, eccoci qua, ospedale di comunità, vediamo subito la slide, poi ci sono tantissime casistiche di cui affronteremo nelle prossime puntate. Sì. Allora, slide subito, struttura sanitaria di ricovero breve, massimo 30 giorni, è una funzione intermedia tra domicilio e ricovero ospedaliero. Benissimo. Perfetto, di questa cosa ne abbiamo già parlato, vi ricordate? E questa sarebbe vitale, esatto. Questo ospedale di comunità che chiamavamo struttura intermedia è nata di fatto con due piani sociosanitari fa e queste già ce ne sono e vanno naturalmente implementate. Certamente che qui vengono stabilite appunto gli standard e quindi una ogni 100.000 abitanti, ogni struttura 20 posti letto. Vediamo la slide successiva, infatti. Ogni struttura di 20 posti letto, eccola qua, 20 posti letto. In modo che possa diciamo che va tenuto conto anche il rapporto, quindi 0,4 posti letto per 1.000 abitanti. Chiaro. In Veneto, quando si arriva, vedete che c'è scritto, quando si arriverà a regime dovranno esserci 1.948 posti letto in tutto il Veneto. Vedete, qui cominciamo ad avere una struttura che è una struttura simile ospedaliera, no? Certo. Insomma, non proprio ospedaliera, perché comunque sta dentro il distretto, però vedete di quanto personale c'è bisogno qui. Assolutamente, ecco. sì. E qui insomma è una risposta anche qua. Le strutture intermedie sono fondamentali, l'ospedale di comunità è fondamentale perché nel caso che dicevamo prima viene dimesso dall'ospedale, invece che andare a domicilio, se non ci sono le situazioni, se le persone che se ne devono occupare non sono in grado di farlo perché non ci riescono. Ma perché il paziente è fragile poi tra l'altro. E perché è gente fragile, hai bisogno di un periodo di, chiamiamolo simil convalescenza, l'ospedale di comunità. Ma nell'ospedale di comunità, chiedo, è previsto infermieri eccetera, però non c'è scritto riabilitazione. No, allora è previsto, ci sono anche una o due unità di altro personale con funzioni riabilitative. Perfetto, questo è importantissimo. Leggiamo questo messaggio criptico perché c'è la sottolineatura. Allora, le farmacie hanno qualche funzione in questa organizzazione? Sì. Queste case della salute funzioneranno come le UTAP? Sì. Ci interfacceremo con un medico o una segreteria? Allora, rispondo velocemente, poi vediamo. Le farmacie rientrano, ci sono anche queste. La casa di comunità supera le UTAP. Okay. È il vecchio modello UTAP un po', insomma, siamo partiti da lì un po', UTAP, medicina di gruppo integrata. Superano, ampliano. E l'ultima cosa? E le farmacie se entrano in questo? Le farmacie, ma c'era una terza cosa. Ah no, con chi ci interfacceremo? Beh, nella casa di comunità con tutti, perché nella casa di comunità, oltre al medico di medicina generale, oltre all'infermiere, è previsto anche personale amministrativo. Chiaro, quindi ci sarà chi potrebbe... È proprio, come dire, dovrà diventare, così come è scritto, il nostro punto di riferimento per tutti i problemi legati alla nostra salute. Chiaro. Situazione estrema. Situazione ecco. estrema, rete delle cure palliative, vediamo l'altra slide. Rete delle cure palliative, qua importante anche questo, una unità di cure palliative domiciliari, sapete no cosa sono le cure palliative? Insomma, estrema ratio praticamente. Ecco, quando l'esito è infausto e tu accompagni, no? Quindi unità di cure palliative domiciliari proprio anche per garantire che le persone facciano le loro scelte personali, no? Può esserci, ci sono delle persone che dicono vorrei restare a casa il più possibile e questo sono un supporto naturalmente alla persona, ma soprattutto alla famiglia. Anche qua almeno una ogni 100.000 abitanti. E poi gli hospice. Certo. Gli hospice ci sono anche adesso, vengono riconfermati 8-10 posti letto ogni 100.000 abitanti. Consultorio familiare. Questa è una storia antica. Le donne di sicuro sanno di che cosa sto parlando, non ho bisogno di spiegarlo.
l'abbiamo molto voluto, io e la mia generazione abbiamo molto lottato, molto lavorato per i consultori, li abbiamo voluti, li abbiamo difesi, insomma, sono stati nel tempo, sono stati anche modificati, chiusi, ridotti, questo non va bene. Il fatto che qui troviamo uno ogni 20.000 abitanti, importantissima questa cosa, anche qua dentro al distretto. Va bene, ok? quindi... Cioè dentro a quell'ambito di 100.000 abitanti sempre. Dipartimenti di prevenzione, beh, insomma, questi li conoscete, ci sono anche adesso, vengono riconfermati e naturalmente, insomma, cosa sto dicendo? Certo che vengono riconfermati, ma uno ogni 500.000 abitanti. Okay? Un attimo solo che leggo il messaggio, sennò, da fine febbraio attendo ADI per prelievo sanguigno a scopo di analisi per un invalido anziano, Sì. ancora non si vede nessuno. Sì, capisco, è possibile e non va bene, ovviamente, non va bene. Per questo dico... Ben venga una riforma del genere. Una riforma del genere e dopo diciamo dove sono le criticità comunque. Lo diremo velocissimamente perché arriviamo al Dipartimento. La telemedicina ha avuto un grande, come dire, un lancio durante la pandemia. Chiaro. Ci hanno aiutato i sistemi, no? Abbiamo imparato tutti, anche gli anziani. Slide della telemedicina, mettiamolo subito, quindi Dipartimento di Prevenzione, abbiamo visto 500.000 abitanti, promuove le azioni per individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, vabbè, prevenzione. Sì, insomma, ecco. La telemedicina, ecco, naturalmente che cosa significa questo? Beh, significa digitalizzazione di tutti i servizi, vero? Qui dietro c'è anche questa innovazione qua e ci sono anche qua delle risorse perché naturalmente per riuscire e anche qua qui addirittura abbiamo i servizi che entrano direttamente nelle case. Ci sono anche durante la pandemia ci sono state anche delle visite, diciamo, delle prestazioni, certo, sì, sono stati presentati anche dei progetti, no, per il controllo cardiologico, per il controllo, ecco, progetti. Qui a Padova c'è anche un progetto molto importante, un progetto, l'ULS 6 ha partecipato a un progetto nazionale per il controllo degli stomizzati. Guardate che essere a casa, avere un dubbio, potersi mettere, fare una videoconferenza con un infermiere che guarda, che vede, c'è una telecamera, vede che cosa hai, insomma è importante. Quindi farmacie convenzionate e servizio sanitario. E qua va bene, diventano presidi di prossimità e assicurano naturalmente anche qua la dispensazione dei farmaci e sono ma l'abbiamo anche visto, insomma. Cioè, assolutamente. Le criticità. Quindi abbiamo fatto una carrellata, spero di quello che aver dato il riforma. senso. Le criticità. Beh, intanto... Vediamo l'ultima slide che così le riassume. Ecco, intanto vorremmo un po' capire meglio il rapporto dentro le case di comunità, gli standard tra la casa di comunità, quella hub, quella che vi dicevo aperta 24, e quell'altra invece, quella SPOC, quella più che dà meno, insomma. No, ecco, capire meglio quali sono gli standard perché non li abbiamo chiari. Poi naturalmente... qui abbiamo la scelta della collocazione delle case delle comunità e degli ospedali di comunità, tenendo conto dei distretti. Perché, e faccio l'esempio sempre di Padova, perché siamo in questo territorio. Una volta le 3 ex ULS della provincia di Padova avevano in tutto, le 3 ex ULS, 9 distretti, perché ce n'erano 2 nell'alta, 2 nella bassa, 4, 5 nel centro. Chiaro. Ok? Quindi erano 9, no, 4, 4, 9 e corrispondevano 1 a 100.000 abitanti più o meno, no? Adesso invece non sarà così, bisogna vedere adesso ce ne sono 5, perché la riforma del 2016, no? La riforma la nascita dell'azienda zero, ma lasciamo restare, la riforma delle ULS ha portato a 5 distretti. Qua bisognerà tornare indietro, cioè e quindi vedere come in che termini. Perché il distretto 100.000 abitanti mi cambia un po'. L'ULSS potrà restare anche una sola, ma è fondamentale che vengano rispettati questi standard. Questo è la cosa. L'altra cosa va detto che la regione ha già scelto, insomma. Certo. L'ultima cosa. Io devo chiudere assolutamente. Sì, chiudiamo con una grande preoccupazione, perché come vi ho detto, le strutture camminano sulle gambe degli uomini. Oggi gli uomini operatori sociosanitari non ci sono, ce ne sono pochi. E quindi il PNR finanzia gli edifici ma non finanzia sostanzialmente il personale. Ecco, e questa è la grande scommessa.
Però noi non dobbiamo, io penso che noi non dobbiamo demordere. Noi, quando dico noi, dico tutti noi. Chiaro, assolutamente. Io devo chiudere perché... cittadini, insomma noi dobbiamo pretendere, perché questo è un modello che finalmente ci dà le risposte giuste ai bisogni giusti e non abbandona le famiglie e le persone, soprattutto i più fragili, i più anziani. Gino Ferraresso, non ci siamo dimenticati di lei assolutamente, però il tempo non è a nostra disposizione, non ci consente di fare le conclusioni che volevamo fare. Una battuta di chiusura di 2 secondi perché io sono fuori tempo massimo. Ma il Covid ci ha insegnato che se abbiamo dei servizi territoriali che funzionano, possiamo rispondere al meglio non solo alla pandemia, ma anche ai servizi sanitari e sociosanitari. Questa riforma va in questa direzione. Perfetto, allora quindi auspichiamo che possa funzionare, i sindacati faranno presidio naturalmente perché venga attuata nel migliore dei modi, è fondamentale per tutti. Grazie di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori di aver comunque partecipato con i vostri messaggi. Se avete curiosità di capirci meglio qualche cosa, riguardate in replica la puntata che comunque ci dà un grossissimo piano globale di tutto quello che dovrà essere attuato. Buon proseguimento, a presto. Grazie a tutti.